Il più classico di testa coda va in scena allo stadio Vincenzo Grasso. 46 punti separano il Santa Venerina capolista e il Santa Domenica Vittoria fanalino di coda a 0 punti, ma che nel match d'andata ha dato battaglia nonostante la sconfitta per 2-0. Cambio di modulo e turnover per mister Calvaruso. Nel 4-3-1-2 torna tra i pali Boallego al posto di Maniscalco. Riposo per Zanelli e Spampinato, spazio a Calì e Bonaccorsa accanto a Gulli e Lopez. In mediana panchina per Fabrizio Scapellato, squalificato Daniele Scapellato, quindi con Basile agiscono Pisasale e Biondi, è la prima titolarità in campionato. Sinatra dice sulla tre quarti alle spalle di Carbonara e Mongelli, che viene schierato anche lui per la prima volta dall'inizio in campionato. Padroni di casa subito a cacciare il vantaggio, Pisasale all'interno dell'area, slalomeggia, riapre a destra per Lopez, il cross è deviato da Rivero con un fallo di mano, punizione Santa Venerina, la batte Sinatra dentro l'area per Lopez che calcia, di poco fuori. Pisasale riceve nel cerchio di centrocampo, si mette in proprio, prova ad accelerare, deviazione, la palla finisce a Sinatra, Sinatra calcia giro dal limite, alto non di molto. Romano ricomincia da Padovani. Padovani vede il pressing e va all'indietro da Manitta. Manitta sbaglia il controllo e ne approfitta Carbonaro che gli porta via la sfera e segna a porta vuota. 12 minuti sul cronometro. Nino Carbonaro sblocca il punteggio, 15 in campionato per lui. Guallegue con le mani fa ripartire subito Sinatra in contropiede. Lo stop e il lancio subito verso Carbonaro. Testa di Padovani, alimenta l'azione Mongelli, col petto e poi col sinistro, apre bene per Sinatra, Sinatra di prima per Carbonaro, Carbonaro col destro, spreca una ghiotta chance. 23esimo, Carbonaro riceve sulla destra, vede il movimento di Sinatra, lo serve sulla tre quarti. Sinatra di nuovo per Carbonaro, grande palla, Carbonaro all'indietro per Sinatra, Sinatra alla conclusione, il piede di Manitta salva tutto. Basile intercetta, scambia con Pisasale, poi verticalizza per Sinatra sulla sinistra. Sinatra si muove Carbonaro, servito con un filtrante, Carbonaro in aria, Carbonaro il sinistro, fuori di un soffio. Sempre padroni di casa in attacco, Biondi fa correre sulla fascia Pisasale. Pisasale vede Sinatra, lo serve. Sinatra una finta, apre per Mongelli all'interno dell'area, Mongelli il controllo, la conclusione, non trova la porta. Cambio forzato per mister Calvaruso, si ferma Basile, al suo posto rientra Magri. Finale del primo tempo, Magri tocca il suo primo pallone e lancia in verticale Carbonaro, che accelera, si defila, poi il cross, tocca Camarà con un braccio e calcio di rigore per il Santa Venerina. Dal dischetto va Sinatra che spiazza Manitta e firma il raddoppio proprio in chiusura di primo tempo. Salvo Sinatra, 14 in campionato per lui, 2-0. Non cambia il copione della partita nella ripresa, Gulli riceve da Sinatra, poi prolunga per Bonaccorso, di prima per Biondi, chiudono un grande 1-2, avanza Bonaccorso che ha spazio per spingere, punta l'aria, rientra, poi la palla finisce a Carbonaro, fa passare per Mongelli, tiro centrale. Gonzalez all'indietro da Camarà, capisce tutto Sinatra che va a lungolinea per Mongelli, lo anticipa Padovani che sbaglia l'intervento e apre le porte dell'area a Mongelli. Mongelli accanto a sé c'è Carbonaro, lo serve, Carbonaro una finta, ancora Carbonaro, prova la conclusione, respinge Padovani ed è ancora fallo di mano, calcio di rigore per il Santa Venerina. Dagli 11 metri stavolta va a Pisasale. Va a Pisasale che spiazza anche lui Manitta e firma il 3-0. Secondo sigillo in campionato per il centrocampista classe 2005. Doppio cambio per mister Calvaruso, fuori Lopez e Pisasale, dentro Trovato e Grasso. Prova a rompere il monologo dei padroni di casa e Santa Domenica, Giuffrida. Per Sorrenti, alza la testa, va in verticale. Per Chiceno, Chiceno il controllo, riesce a girarsi, Chiceno il destro, colpisce il palo. Un'altra sostituzione per il rosso giallo-blu, fuori Biondi, dentro Crisiglione. Crisiglione prova subito ad incidere nel match. Scarico su Sinatra, avanza Sinatra fino al limite, resiste un contrasto e riapre per Crisiglione, riesce a tenere in gioco la sfera. Cerca ancora Sinatra, lo stop del numero 10. Si gira Sinatra, cerca un varco, trova l'imbucata per Carbonaro, Carbonaro col sinistro, non perdona, Nino Carbonaro, seconda gol di giornata. Partito ormai in ghiaccio, Chiceno, prova ad uscire palla al piede, pressato da Sinatra, cerca Sorrenti, gli porta via la sfera Magri, Sinatra salta un avversario, poi bella palla per Carbonaro in diagonale, chirurgico all'angolino, prima tripletta stagionale per Nino Carbonaro, 17 in campionato. Scocca il 90esimo, Magri batte rapidamente un piazzato verso Sinatra. Sinatra avanza, una finta, poi calcia dal limite, respinge Manitta, arriva sulla respinta, Angelo Trovato che sigla il gol del 6-0, primo gol stagionale per il classe 2006. Pronostico rispettato senza problemi, il Santa Venerina liquida con un tennistico 6-0 e Santa Domenica vittoria e mantiene 13 lunghezze di vantaggio sul secondo posto occupato dalla C Sant'Antonio. Tante risposte positive per mister Calvaruso, dal turnover effettuato alle buone prestazioni fornite da tutti, soprattutto dagli under, anche da chi è subentrato.
Il campionato ora si ferma per una sosta di 2 settimane, ma i rosso-gialloblu non potranno abbassare la concentrazione perché c'è in programma un'importante sfida mercoledì 11 febbraio. I santavenerinesi faranno visita a Belpasso con in paro la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia. Si ripartirà dall'1-1 dell'andata.